Amedao a tutti voi tacchini e galline. Qui è Sabuda, oggi mi vedete in una nuova veste da vlogger. Faremo un video chiamato Questo o Quello sul mondo di Harry Potter. Abbiamo un ospite però. Abbiamo un ospite speciale che è sempre stato un cardine del nostro canale ed è Subioki, che arriva dalla... Da dove? Dall'angolino dove cazzo eri messo. Ciao ragazzi, Subioki è il socio di Sabuda. Sabuda. Pronti Di siamo? Harry Potter, siamo pronti. Dovremo scegliere una delle due risposte che ci darà questo cazzo di test. Vedremo un po' che cosa ci offre il panettiere. Cazzo, non ho fatto l'applauso qua. Dove? In questo video. Porco dio. Il tuo panettiere come si chiama? Il mio panettiere si chiama Barbara. Ah, è femmina. È femminella. È femmina. Prima domanda, preferiresti spendere un intero giorno da fantasma Peeves oppure come Mirtilla malcontenta? Tu cosa preferiresti? Io Mirtina. Cioè, insieme. Assolutamente, tutta la vita. Vorresti passare con Mirtilla malcontenta? Io vorrei morire e non passare il tempo con nessuno di loro. Però siccome tu hai scelto Mirtilla malcontenta, mettiamo Mirtilla malcontenta, la gente disagree. non sono d'accordo. Preferiresti essere un ratto per 13 anni o essere prigione ad Azkaban per 13 anni? Preferirei essere prigioniero ad Azkaban per 13 anni. Davvero? No, che cosa sto dicendo? Preferirei essere un ratto per 13 anni. Che cazzo sto dicendo? Sono d'accordo con te. Sei d'accordo con me? Sì, assolutamente. Ma secondo me anche la gente è d'accordo con me. Vediamo un po'. 69% Alessandro. Avere Voldemort nascosto nel tuo cappello oppure avere un troll che si nasconde nel tuo bagno? Oppure un troll nel bagno. Boh, sinceramente un troll del bagno non me ne fare un cazzo. Però Vabbè, vedi. Voldemort nel cappello. Volevo il cappello. Quando ti senti sotto il Interessante. cappello, che fai? Esatto. Non lo so, tu cosa sceglieresti? Voldemort Nel cappello. Sì. E voi ragazzi scrivete sotto i commenti cosa avete nel cappello. La gente vuole vuole troll in troll bagno, bagno. non c'è essere trollati. Dunque, preferiresti vedere naso Voldemort? o il naso? Ah, beh. No. Preferiresti vedere Voldemort o Hagrid nudi? Chi dei due? Secondo me sia Hagrid che Voldemort hanno l'unghia al posto di sì. avere il trattallo grande. Però secondo me Hagrid c'ha bello. Bello? E sì. allora preferisco vedere a Voldemort. Ma- Quindi insomma, a Voldemort perché vabbè. voglio vedere se sembra un serpente. Dai, vediamo. Vediamo. Voldemort, secondo me che la gente dice. No, mica no, noi, siamo proprio controcorrente. Preferiresti diventare un gatto oppure diventare Malocchio Moody? Io vorrei essere Malocchio. Anche io. Io vorrei essere Malocchio Moody con quel cazzo di globulo Sì. oculare per vedere che cazzo fa la gente. Sì. Malocchio Moody, secondo me tutti. Importante. Mica, ma ho controcorrente. Preferiresti avere un appuntamento con George o con Fred Weasley? Sinceramente. Io passo il turno, sinceramente. Con Ginger. Il cane. No, la No. sorella. La sorella, come cazzo si chiamava? Ginny, cazzo Ginger. Ginny. Vero. Ginny Weasley. Oh, Oh. beh, questa mi sta già sui coglioni solo a vedere. Ma guarda. Preferiresti essere il gatto della Umbridge oppure preferiresti essere una delle creature assurde che stanno nel mondo di Hagrid? Guarda, guarda, Assolutamente la seconda, guarda. Per principio. Ma tu hai paura degli scorpioni dei ragni, queste cose qua. Ma è del ragno, non degli scorpioni. E quindi vuoi essere uno scorpione? Beh. Così c'è il pungiglio. È così il pungiglione. Speriamo che Vediamo. lo mettano. Ma secondo me questo è 100%. Ma stai Non ci scherzando? voglio credere. Non è possibile. Una notte nella foresta incantata. Così si chiamava. Nella foresta proibita. Proibita. Oppure preferiresti spendere una notte ad Azkaban? Ma assolutamente nella Ma foresta. questo secondo me tutti quanti. Ma ci sono davvero 25% di idioti che vogliono passare la notte ad Azkaban. Preferiresti combattere contro il basilisco o con un ancromandule? Il basilisco, assolutamente. Ma tu, essendo che odi ragni, dovrebbe uccidere il tuo peggior nemico. Ma se si fa paura, però. Vabbè, mi sconfiggere le tue paure, no? Così è. Io il ragno, sinceramente. Sì, mettiamo il ragno, dai. Vediamo la gente. Il basilisco, la gente. La gente Basilico, mi mi piace. piace. Basilico. Preferiresti avere Nagini o Aragog? Io sinceramente Nagini. Nagini. Sì, Come cazzo assolutamente. Vediamo un po'. Vabbè, lui c'ha paura di ragni. Eh. Finalmente siamo d'accordo col pubblico. Complimenti. Uscire con Rita Skeeter, che era la giornalista quella Me la rompicoglioni, ricordo. e che dica i tuoi segreti a tutti, oppure uscire con Sibilla Cuman, che ti predice. Che cazzo ridi? E vabbè, che ti predice costantemente la tua morte. No, io preferisco uscire la professoressa. Anche io, poi se mi predice la morte ti do un schiaffo. pazienza. Perché se lei gli dico un segreto ve lo dice a tutti quanti. Se lei mi predice la morte, vabbè, pazienza. Esattamente. Devo morire. Avevo una domanda di merda. Preferiresti fare una manicure o pedicure a Voldemort? Ce l'hanno con Voldemort questi, Sinceramente dalla foto che vedo preferisco spazzolare. Vabbè. Sembra una Barbie.
You can brush my hair. Tanto sono sicuro che la gente ha scelto l'altro. L'8%. Preferiresti vivere con i Dursley oppure con i Malfoy? Con i Malfoy tutta la vita. Davvero? Almeno c'è rispetto tra familiari. Quello è vero, però lui Cioè, mi fa almeno troppo ridere. Chi ti fa ridere? Su Babu. Sì, Il papà. mi fa troppo ridere. Ma ti rompe i coglioni dalla mattina alla sera. Però lo lui so. è viziato, ora che ci penso. Molto. Se volessi comprare una nuova telecamera per fare video decenti, lui me la comprerebbe. Decisamente. Ma me la comprerebbe anche il Lucius Malfoy. Quindi scelgo i Malfoy. Scegliamo. Tu cosa scegli? Malfoy, sta anch'io. Questa questa volta volta abbiamo avuto ragione. Fletch credo che sia Gazza. Perché? Fitch è suo nome, è il nome. Ed è Gazza lui. Ah, in italiano si chiama non Gazza. assolutamente. Preferiresti? Questa è bella. Baciare, cioè pomiciare, limonare. E voi il limone ce l'avete? Vi piace? Dove l'hai messo il limone? Te lo Non si dico dice. dopo. Te lo dimmelo dopo. Madonna, mi fanno schifo solo a guardare le foto. Poi lui c'è anche in Game of Thrones che è un pezzo di merda, Walter Frey, mi fa incazzare. Guarda, qui direi Gazza solo perché non hai i baffi. L'idea di sentire i baffi di un uomo mi fa schifo. Non lo so. Ma anch'io. Dai, solo perché non hai i baffi, ragazzi. Che schifo. Secondo me hanno Tra l'altro un iniziate a pezzo di scrivere nei merda entrambi. commenti su che argomento vorreste il questo o quello la prossima volta. Se Certo. volete mettete anche delle domande, noi ne facciamo uno girico sulle domande che avete messo voi. Mica non vedo un cazzo. Ragazzi, comunque una luce puntata nell'ano. Fare una battaglia con una cosa molto brutta che sembra una carpa di fiume oppure contro un drago. Io contro un drago, Contro un sinceramente drago. mi piacerebbe sconfiggere un drago. Skyrim tutta la vita, ragazzi. Sì. Sempre. Preferiresti affidare la tua vita a Hermione o a Ron? Avrei preferito la domanda sul pomiciare. Però Però. Ron, suppongo. Ci mancherebbe altro, ma stiamo scherzando. Io ho già la mia idea. Anch'io, Hermione. Sì? Sì. tu? Io Ron. Davvero? Sì. Perché Hermione è troppo tic track, invece Ron ci mette il cuore. Ron! No! Mica, ma nessuno con Ron. Io sto con Ron, ragazzi. Preferiresti avere un mantello invisibile oppure una... per il tempo? Un mantello dell'invisibilità. Perché io ho una filosofia particolare, ragazzi, e questa la consiglio anche a voi. Vediamo. Non avere mai rimpianti. Nel senso, avete sbagliato nella vita, avete perso persone, avete perso la voglia di vivere determinati momenti, ma non bisogna mai avere rimpianti, perché ogni singola esperienza ci ha portato a quello che siamo adesso. E se non ci piacciamo, ogni singola esperienza di ora che non ci piacciamo servirà per creare ciò che siamo. Mica, sono un filosofo. Ma mi hai convinto. Ti ho convinto. Mantello dell'invisibilità. Mantello di invisibilità. Hai visto? Eh. La gente aveva già la filosofia. Preferiresti essere un lupo mannaro oppure andare in prigione per 13 anni senza aver commesso un crimine? Mica, un lupo mannaro tutta la vita, sinceramente. Chi è l'idiota che avrà notato tutta questa Ma cosa? infatti, ma poi in una prigione di massima sicurezza. C'è l'11%. C'è l'11% che vuole stare in prigione. No, dove andiamo? Te ne vai? Sì. Salutiamo il Piotto, ragazzi. Arrivederci. Faremo la prossima domanda senza di lui. Preferireste salvare Sirius Black o Silente? Sinceramente io preferirei salvare Silente perché non lo so, mi piace. Ero andato a far merenda. Qual è la domanda? Bella, buona. Beh. Gradisci? Non Ragazzi, Madonna. silente, assolutamente. Anche tu. Qualsiasi sia la domanda. A me non ne sbatte un cazzo di Sirius Black. La gente invece vuole salvare Sirius. Preferiresti salvare Fred Weasley o Dobby? Dobby. Fred Weasley. Oh. Non me ne sbatte un cazzo di Dobby, mi sta sul cazzo. No, poverino. Ti assomiglia un po'. Vero? Era nota. Davvero? Dai, salviamo Dobby, scetti portate amico mio. Poverino Dobby. Vi ricordo ragazzi di andare sulla nostra pagina Facebook, si chiama Savudda e la trovate in descrizione. Condividete il video, la cosa più importante, Molto così importante. lo vedono anche altre persone. E adesso andiamo a vedere l'ultima domanda. Preferiresti radere le ascelle di Hagrid oppure tagliare le unghie del Voldemort? Mica, Voldemort comunque c'era in tipo la metà delle domande. Esatto. Ho un pochino di paura delle ascelle. Di Hagrid, secondo te ci sono ragni? Secondo me ci sono le bestie della foresta. Della foresta proibita. Foresta proibita. Le ascelle di Hagrid. Vai, scegliamo quello. Anche perché se ci sono esemplari mai visti sono curioso di conoscerli. Beh. Pareggio. Abbiamo. Vabbè, dai, siamo col 50%, 57% delle persone abbiamo. Cosa abbiamo vinto? Ah? Un limone. Ho Bellissimo. vinto un limone. Giallo, mi raccomando. Giallo? Sì. Allora, ragazzi,
Per chiudere vorremmo fare una cosa particolare, dato che noi siamo sardi, vi volevo introdurre a un piccolo, diciamo, giochino che faremo alla fine dei nostri video. Dovete semplicemente tradurre una frase in sardo che noi metteremo in sovraimpressione. La frase in sardo non la ricordo più, qual era? Arrubio chi su fuoco. Ah, è questa? Eh sì. Qui dovete tradurre, ragazzi, la frase Arrubio chi su vogu, scrivete nei commenti la traduzione. Se sono sardi potete fare una cosa, ce lo scrivete come messaggio privato nella pagina Esattamente. Facebook, così non spoilerano gli altri. Noi vi salutiamo, ci sentiamo alla prossima. Un saluto. Chi indovina un premio, E che premio gli dai? Un limone. Giallo! Vabbè, ma noi ci vediamo al prossimo video. Bella.